campionato, ha agganciato il Matera in classifica ed ha fatto un passo avanti nella zona bassa della graduatoria. Vittoria che non fa una grinza, ottenuta con grande agonismo e determinazione dal Chieti su un campo infame, senza 4 titolari e dopo un periodo in cui i neroverdi hanno espresso un buon gioco ma hanno raccolto pochino, 2 punti in 6 partite, soprattutto per la nota aridità offensiva. La gara si è sbloccata dopo mezz'ora per merito di uno dei tanti giovani della nidiata Chieti, Federico, che risulterà alla fine il migliore in campo. Il Matera ha provato ad attaccare ma solo in poche occasioni è riuscito ad avvicinarsi all'area avversaria. Più interessante la ripresa rispetto al primo tempo. Il Chieti ha chiesto un rigore in apertura ma l'arbitro non è stato d'accordo. Dopo 18 minuti il Matera ha sciupato una clamorosa occasione per pareggiare con Tatti che si è involato da solo verso Alidori, lo ha saltato ma ha esitato al momento di tirare a rete permettendo al portiere di recuperare. È stata l'unica chance per i lucani che in seguito hanno rischiato di subire il raddoppio in più occasioni. Nel finale il Chieti ha invocato un altro rigore, sempre su Federico, ma per l'arbitro è stato tutto regolare.